Dunque, sono stato molto contento della notizia che appunto ieri sera alle 10:30 la consigliera Erika Baldini mi ha mandato un messaggio, che però ho visto solo questa mattina, e che appunto è stata confermata. Il Tribunale regionale ha respinto il ricorso del primo dei eletti della lista Zaia che contestava la sua elezione. Ecco, abbiamo pubblicato la notizia, mio malgrado, per carità, rispettiamo sempre l'opinione di tutti, non ho la pretesa di avere la verità in tasca assolutamente, però credo che sia opportuno precisare alcune cose. Allora, si può essere della Lega, si può essere del Partito Democratico, si può essere dei 5 Stelle, tutto quello che volete, però c'è da ricordare una cosa, che con le elezioni regionali, come per esempio per le comunali, sono le occasioni in cui i cittadini possono scegliere i loro rappresentanti. Con le politiche noi praticamente siamo liberi di votare il partito, ma il deputato è già deciso dai partiti. Quindi non è che possiamo dire a Chioggia per Forza Italia vogliamo Beniamino, no, ci arriva Forza Italia come 5 Stelle, quello che può essere, ci arriva una scheda elettorale e lì possiamo fare solo la croce. Per quanto riguarda invece le elezioni regionali, le elezioni comunali e anche le europee, ma è un altro direi che è un altro discorso, i cittadini possono possono indicare, possono fare solo la croce sul simbolo, ma possono anche indicare, diciamo, il candidato. In questo caso l'Erika Baldini non solo ha primeggiato all'interno della provincia di Venezia, come hanno primeggiato il consigliere Marco Dolfin della Lega e rispettivamente il Jonathan Montanerello del Partito Democratico, ma addirittura la Baldini è riuscita all'interno della competizione dei 5 Stelle ad essere la prima, e tra l'altro non era una posizione di vantaggio perché all'interno dei loro diciamo, strumenti elettorali avevano messo come candidato presidente un'altra persona, quindi lei da sola è riuscita a avere le preferenze, praticamente è riuscita a convincere il voto popolare della provincia sud di Venezia di dare la preferenza a lei. Ecco, quindi quantomeno, a prescindere se uno è dei 5 Stelle o non è dei 5 Stelle, bisogna rispettare il voto popolare. E quindi voglio dire, il fatto che tanti abbiano scelto questa persona vuol dire che dobbiamo per forza rispettare, diciamo, l'opinione di chi appunto ha espresso il voto in quella direzione. Ecco, mi permetto di dire anche che per noi come città è un vantaggio avere più rappresentanti all'interno del Consiglio regionale. Cioè, voglio dire, Venezia, il comune di Venezia, praticamente ha zero rappresentanti. È stato eletto, come si chiama, dei Fratelli d'Italia, non mi viene mai il nome giusto, mi viene Francescone Lorenzo, ma non è questo il nome giusto, scusatemi, quello di Fratelli d'Italia. E praticamente però Venezia, Venezia Isole non ha nessun rappresentante. Chioggia, con meno di 50.000 abitanti, è riuscita a piazzarne tre. Ed è un vantaggio che siano in diversi, diciamo, schieramenti politici. È la situazione che abbiamo avuto ancora prima, non in questa ultima, nella precedente amministrazione regionale, ma in quelle precedenti, quando abbiamo sempre avuto il Lucio Terzo, altro campione di preferenze, e Carlo Alberto Tesseri, altro campione di preferenze, che sono riusciti con le preferenze e con le loro capacità a rappresentare la nostra città, ed è stato un vantaggio perché uno era il controllore e l'altro era in maggioranza e c'erano le proposte, quindi c'era anche il gioco delle parti per favorire la nostra città. E qualcuno mi ha scritto, io rispetto le prime di tutte, che sono campanilista, ma scusatemi, il fatto che dei nostri cittadini primeggiano all'interno delle istituzioni, se questo vuol dire essere campanilisti, sono campanilista, cioè non voglio dire, dovrei essere contento perché va un veneziano con tutto il rispetto di Venezia o uno di Rovigo, preferisco che sia uno di Chioggia, vi fate pazienza, possiamo ragionare quanto vogliamo, ma che a parte il fatto in consiglio regionale ho avuto un incarichetto durante il mio periodo di politica attiva, ci sono stato circa un anno e mezzo, e comunque ho visto che i Chiogiotti, soprattutto nelle persone di Tesserin e di Lucio Tiozzo, primeggiavano all'interno del consiglio regionale, primeggiavano. E non ho dubbi che anche i nostri attori rappresentanti, non voglio dire che primeggeranno, staremo a vedere, ma comunque sono in grado di fare un ottimo lavoro insieme con gli altri loro colleghi del consiglio regionale. Ovviamente non è che adesso i tre eletti devono dormire sugli allori, che bravi, siete stati via, abbiamo vinto. No, devono ovviamente lavorare e poi fra 5 anni, se si dovranno se avranno voglia, se ci saranno le condizioni per ripresentarsi, allora ci sarà il bilancio e in base ai voti che prenderanno se saranno ancora
avranno voglia di confrontarsi, si vedrà se avranno il mandato elettorale un'altra volta. Ecco. Aggiungo e concludo, scusate la lunghezza, che è chiaro che anche se sono 3 consiglieri del comune di Chioggia, ovviamente devono tutelare, è ovvio che devono tutelare gli interessi della nostra città, ma ovviamente devono tutelare anche gli interessi della provincia di Venezia nei confronti delle altre province del Veneto, ma anche quello in generale dei cittadini del Veneto. Cioè non è che un Montanarello piuttosto che un Dolfin vanno in regione e devono solo guardare quello che succede a Chioggia. Il loro deve essere un discorso a 360 gradi con un'attenzione maggiore al nostro territorio, anche perché i voti li hanno presi qua, parliamoci chiaro, però voglio dire, ecco, quindi tornando alla Baldin, ben contenti che sia rimasta e auguri di buon lavoro, ovviamente ce le facciamo, dovremmo farceli tutti quanti che possa lavorare per il meglio della nostra città. Io sono uno di quelli convinto che non è vero che i politici, sia a livello regionale, governativo, eccetera, siano lì per fare i loro interessi, ma tutti quanti, io sono stato consigliere comunale, tutti quanti quelli che hanno un ruolo amministrativo di rappresentanza vanno lì con l'interesse assolutamente in buona fede di fare il bene della propria comunità.